zdravja. Dobrodošli na posvečanje Podlipami, tokrat v sodelovanju s Goriško škofijo in društvom Jacques Maritain. Pozdravljamo seveda v naši sredi gospoda Kocijančiča, ki je historični gost, gospoda Načkofa in ostale prisotne tukaj pri mizi. Un cordiale saluto a tutti i presenti, benvenuti a questa serata. Un cordiale saluto logicamente ai nostri ospiti di questa serata, al dottor Kocijančič, all'arcivescovo e agli altri relatori presenti qui al tavolo. Sem želim prisrčen večer, ki bo prav gotovo zanimiv in bogat, in seveda tutti auguro una buona serata, buon ascolto. È con molto piacere che saluto il professor Gorazd Kocijančič, il professor Giovanni Grandi, la professoressa Francesca Zaccaron che modera questo incontro e tutti coloro che questa sera hanno preso la decisione, direi saggia, di partecipare a questo dialogo, una decisione che sarà sicuramente ripagata dalla ricchezza di quanto ascolteremo. Riflettere e confrontarsi a partire da un volume è sempre qualcosa di importante, perché aiuta a entrare in dialogo con il mondo interiore di ciascuno di noi e non solo di chi si è assunto la fatica di scrivere, convinto di avere qualcosa di importante da comunicare ai lettori. La presenza dell'autore del libro manifesta l'intento non semplicemente di presentare un'opera, ma di partire da essa per proseguire un cammino, anche su vie inesplorate. Un libro, come del resto un'opera d'arte, vive di luce propria e in un certo senso non ha più bisogno del suo autore, ma viene affidato a chi ha deciso di usufruirne. È quest'ultimo che leggendone diventa in qualche modo l'autore, il protagonista. Un autore non può quindi presentare un proprio libro, perché non potrebbe aggiungere nulla a quanto ha scritto, sempre che lo abbia fatto in verità, o in realtà parlerebbe d'altro. Un libro, come un'opera d'arte, ha tanto più valore, a mio parere, quanto più schiude nel cuore e nella mente di chi vi si accosta sensazioni, emozioni, risonanze, intuizioni, idee che fino ad allora erano sconosciute e non erano presenti nel profondo della persona con quella forza e completezza che la lettura del libro, la contemplazione dell'opera rendono possibili. Cerco di spiegare con un'immagine ciò che intendo dire. Uno dei pittori che amo di più è il Beato Angelico, beato anche per la Chiesa. Così ha deciso Papa Giovanni Paolo, peraltro adeguandosi all'infallibile sensus sanctitatis che il popolo di Dio ha la grazia di avere. C'è il suo affresco, forse il migliore, il più riprodotto, che presenta l'Annunciazione alla Vergine e che ti si schiude davanti salendo le scale all'interno del convento di San Marco a Firenze. Ciò che mi ha sempre colpito in quell'opera non è stato tanto il volto incredibilmente soave della Vergine o le ali coloratissime dell'angelo, ma una finestrella, collocata sul muro dietro i loro volti, che si apre sul mistero di un giardino. Un giardino che per sé è già visibile sulla sinistra del dipinto, ma non è lo stesso di quello intravisto attraverso quella finestrella. Essa ha elementi in apparenza inutili nel contesto compositivo dell'affresco e ciò che invece indica a chi contempla l'opera dell'Angelico la necessità di andare oltre e di immergersi nel mistero dischiuso dall'Annunciazione. Quel giardino che si intravede dalla finestrella è infatti insieme il giardino primordiale dell'Eden, l'Hortus Conclusus del Cantico, la città giardino dell'Apocalisse. Attraverso l'annuncio dell'angelo a Maria il giardino del peccato viene riaperto. L'avventura d'amore tra il Dio amante e l'umanità amata riprende. Il compimento delle nozze dell'agnello
e la sposa, viene intravisto come meta sperata. Ecco la potenza di una finestrella. Che cosa allora ho intravisto leggendo la sapienza trasmessa? Due cose: un paio di sandali e alcune semplici realtà di ogni giorno. Anzitutto i sandali, quelli che la voce del rovetto ha chiesto a Mosè di togliere lì sull'Oreb mentre pascolava il gregge di Jetro. Togliersi i sandali, forse il gesto più apofatico che l'uomo può fare, e che non solo il filosofo, ma anche il teologo e ogni credente deve compiere proprio in questa cultura e forse anche in questa Chiesa, dove Dio non c'è più o è diventato, parlo per la Chiesa, qualcosa di già capito, già compreso, da mettere via in tasca. Le semplici realtà di ogni giorno a cui la lettura del libro mi ha fatto pensare sono invece acqua, pane, vino, olio. Sì, avete indovinato, sono proprio quelle che è chiamata la materia dei sacramenti, una materia che diventa rivelazione e presenza del mistero. Perché il Signore ha scelto cose così semplici e quotidiane per rivelarsi e donarsi? Penso per due motivi. Anzitutto perché fosse evitato il pericolo che diventassero idoli. Si può adorare una statua d'oro e non certo una fetta di pane, un bicchiere d'acqua o qualche goccia d'olio profumato. Il mistero che si rivela ed entra in comunione con noi vuole restare mistero, al di là dell'aldilà, nella paradossale sua estrema vicinanza. Ma acqua, pane, vino, olio sono stati scelti anche perché imparassimo a considerare le cose più semplici, più umane, come una rivelazione. Ciò in continuità con il mistero dell'incarnazione. Pensare che nella Trinità, nel mistero assoluto e indicibile del Dio Trinitario, ci sia per sempre l'umanità crocifissa del Cristo, e come non andare con la mente alla Trinità di Masaccio e Santa Maria Novella a Firenze, è qualcosa che supera ogni nostra immaginazione, ogni nostro più ardito desiderio. E a proposito di desiderio, come non aspirare al compimento quando il volto dell'inconoscibile ci sarà svelato, quando, come dice Paolo nella prima lettera ai Corinti, vedremo faccia a faccia e conosceremo perfettamente come anche noi siamo conosciuti, quando soprattutto, come afferma il profeta Isaia, il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto e il Signore, sì proprio Lui, si stringerà le vesti ai fianchi, ci farà mettere a tavola e passerà a servirci, non senza bere con noi, come ci ha promesso, il vino nuovo, quello del suo amore. Ci verrà allora rivelata la vera sapienza, quella che non è di questo mondo né dei dominatori di questo mondo, ma che è il Cristo, che per noi è diventato sapienza per opera di Dio. Quella sapienza i cui riflessi hanno cercato e intuito schiere di teologi, filosofi, mistici, uomini e donne di fede, molti dei quali il libro del professor Koziancic ci presenta, a dir la verità, senza però, se non sbaglio, accennare le donne, ed è l'unico appunto che mi permetto di fare il suo splendido lavoro, e di questo lo ringrazio di cuore. Grazie Eccellenza, buonasera a tutti, di nuovo benvenuti. L'evento di questa sera, organizzato dall'Arcidiocesi di Gorizia e dall'Istituto Jacques Maritain di Trieste in collaborazione con il Kulturni Center Loise Bratuș e l'associazione Gregorčić, nasce proprio dal desiderio di incontrare Gorazd Koziancic, filosofo e poeta, e poter intessere con lui un dialogo a partire da una delle sue opere, Posredovania, la sapienza trasmessa. Anche a nome dell'Istituto Jacques Maritain e del Presidente Luca Grion, ringrazio Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignore Daelli per la sua presenza questa sera e per aver accolto questo nostro desiderio.
Ringrazio la Presidente del Centro Bratuš, Franca Žgavec, per l'ospitalità. Ringrazio infine Erika Jasbar, Julian Ciaudek e Don Franco Gismano per la collaborazione in fase organizzativa. Il mio compito questa sera sembra abbastanza semplice, cioè quello di introdurre questo dialogo con Gorazd Kocijancic attraverso delle domande che emergono proprio dalla lettura del testo del volume La Sapienza trasmessa. Rivolgerò alcune di queste domande anche a Giovanni Grandi, già presidente del centro Jacques Maritain, che ha lavorato sul pensiero del filosofo francese. L'incontro di questa sera, idealmente, prolunga il dialogo tra Gorazd Kocijancic e Giovanni Grandi, un dialogo iniziato più di 10 anni fa, nel segno di un confronto empatico tra Oriente e Occidente. A Giovanni Grandi chiederemo quindi di inserirsi nel colloquio con qualche richiamo a Jacques Maritain, per sondare delle consonanze e delle differenze tra Oriente e Occidente. Gorazd Kocijancic non ha bisogno di presentazioni, ma mi permetto comunque una breve introduzione. È filosofo poeta, ha pubblicato saggi e monografie filosofiche, tra cui appunto Posredovania, pubblicato nel 1996, e Razbitie del 2009, ed è autore di 4 raccolte di poesie. È molto noto ed apprezzato per le vaste competenze filologiche. Ha tradotto infatti in lingua slovena Parmenide, Platone, Proclo, il Nuovo Testamento, i Padri Apostolici, Origene, Gregorio di Nissa, Dionigi Areopagita, Massimo il Confessore e molti altri, nonché anche varie opere poetiche, tra cui la poesia bizantina e autori più contemporanei come Rilke. Nel 2004 ha ricevuto il premio Rozhans per il libro Tistim Zunai, nel 2005 il premio Sovret per la traduzione delle opere complete di Platone e nel 2013 il premio del Fondo Prescire per la raccolta poesie Primož Trubar Zapušča Ljubljana. I suoi testi e le sue poesie sono tradotti in numerose lingue. La Sapienza trasmessa è la prima traduzione integrale in italiano dell'opera Posredovania ed è una traduzione che si colloca nell'ambito del progetto strategico Jezik Lingua, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia. L'invito che Kocijancic qui rivolge al lettore è quello di mettersi in ascolto della tradizione, proponendo una selezione di testi di alcuni autori che possiamo definire classici del pensiero cristiano, orientale e occidentale, antico, medievale e moderno. Ad esempio Evagrio Pontico, Ireneo di Lione, Dionigi Areopagita, Erasmo da Rotterdam, Franz von Baader, i cui testi, intensi e articolati, sono senz'altro suggestivi, per ciò che veicolano in termini di profondità, di riflessione intellettuale e soprattutto di vita spirituale. Quella che Kocijancic propone è una mediazione, che avviene all'interno di un dialogo personale con il lettore, al quale egli si rivolge con un familiare tu. Una mediazione che egli stesso definisce personale, intima, libera, silenziosa, colloquiale. Allo stesso tempo è una mediazione che si struttura secondo un andamento ben preciso. Si parte da una breve presentazione della vita dell'autore, segue poi un testo dello stesso autore e infine un saggio che intende offrire un approccio al pensiero cristiano, testimoniato dall'autore classico che viene considerato. In questo modo il lettore viene guidato lungo un cammino intenso, progressivo e anche faticoso. La Sapienza trasmessa è un'opera molto complessa e articolata, sia nella struttura che nei registri linguistici. È ricca di riferimenti bibliografici e di rimandi concettuali. È inoltre un'opera che propone una speciale mediazione, e proprio per non perdere, cito le parole di Kocijancic, nel fermento spirituale della contemporaneità, i tesori della tradizione cristiana, attraverso queste pagine egli offre l'opportunità di un viaggio che presuppone allo stesso tempo umiltà e impegno da parte del lettore. L'umiltà di mettersi in ascolto e l'impegno ad appropriarsi proprio di ciò che viene mediato. Questa appropriazione non indica una semplice ricezione a livello intellettuale, quanto piuttosto un'assimilazione che coinvolge il comprendere, il far proprio ciò che si riceve, nutrendo con esso la propria interiorità e lasciando che la vita, la riflessione, l'esperienza, le parole, le suggestioni
che vengono mediate entrino nel cuore del lettore e lo trasformino dall'interno. È infatti l'esperienza, e in particolare l'esperienza spirituale, il luogo di incontro e di intesa con un autore. A partire dalla familiarità che matura in questo incontro e dal pensiero relazionale che così viene a strutturarsi, è possibile rivelare una vita nuova che non segue la teoria, ma la sapienza. Questo e molto altro emerge dalle intense pagine dell'opera di Kocijancic. E prima di passare alle domande, quindi di iniziare il vero dialogo con il nostro ospite, mi si permetta un ultimo ringraziamento rivolto a entrambi i relatori. Quando all'incirca 10 anni fa ho incontrato per la prima volta Gorazd Kocijancic, non avrei mai immaginato che diverso tempo dopo avrei avuto l'onore di lavorare all'edizione di uno dei suoi libri. Il merito di questa prima mediazione va a Giovanni Grandi, che affidandomi la revisione del testo italiano e degli apparati di note, mi ha permesso di iniziare questo viaggio, che è stato sia un viaggio alla scoperta della tradizione di pensiero filosofico e teologico cristiano, sia un incontro con un intellettuale poliedrico come Gorazd Kocijancic. A quest'ultimo va la mia gratitudine per aver accolto domande e dubbi durante l'edizione del volume, accettando anche in seguito di approfondire questioni filosofiche e spirituali. Ogni mediazione di cui facciamo esperienza riveste un ruolo preciso nel cammino intellettuale e personale di ciascuno. A volte però ci sono delle mediazioni che si rivelano decisive, rovesciano l'orizzonte e aiutano a purificare il proprio sguardo, a tal punto che sembra quasi di iniziare a contemplare la pienezza della vita. Grazie. Allora entriamo nel vivo del nostro incontro di questa sera e attraverso le domande che rivolgeremo al nostro ospite si intende ripercorrere in un certo senso l'itinerario che viene proposto all'interno della sapienza trasmessa. Ogni domanda cercherà di mettere in luce una questione ricollegandosi a un autore della tradizione al quale Kocijancic fa riferimento nell'opera e al quale si ispira in generale nella sua riflessione. Allora parto con la prima domanda. Quali sono gli autori che favoriscono una mediazione? E perché presentarne la riflessione attraverso i loro testi? Come viene fatta questa scelta di autori e di testi? Dovolite mi, da se najprej še jaz zahvalim gospodu Načkofu za čudovit vod in prijateljem, ki so omogočili nastanek te knjige Giovanniu Grandiju, ki jo je sprejel v svoj program, prevajalcem Alessandrija Bassini, Damenu Kledetu in urednici Franceski Zakaron. Zahvaljujem se tudi vam, da ste pokazali zanimanje za to knjigo in da se udeležili tega večera, tega pogovora. Zdaj na prvo vprašanje bom odgovoril po ovinku. Mislim, da rad bi začel, bojim se, da bi to razpravo začel preveč abstraktno, zato bi preprosto začel z enim zelo preprostim biografskim orisom tega, kako je pričujoča knjiga sploh nastala. Teksti objavljeni v meni so nastajali pravzaprav od mojega, ne vem, 25. do 30. leta, recimo, se pravi, bil sem tako rekoč še mladenič, da sem že tako malo utrujen starček. In nastajali so v trenutku, ko se me je dotaknila, rečemo temu, Božja milost, kot pravijo teologi. Rastel sem v bistvu v povsem ateističnem okolju, bral sem prej Hegla kot evangelije in dejansko sem sam, da odgovorim na vprašanje, že zakaj predstaviti to zakaj sem svojo refleksijo posredovanja želel predstaviti prek tekstov. Ravno zato, ker se me je ta Božja milost v bistvu dotaknila prek tekstov. Prek branja, pač nek mlad študent filozofije, ki ga zanimajo klasični jeziki, se je nenadoma znašel pred nekimi besedili, ki so mu, v katerih je začutil
modrost, da čutite neko privlačnost od nikoder. Ni bilo nobenega elementa v okolju, ki bi me k temu spodbujal, ampak preprosto samo tisto, kar so besedila izražala, me je tako pritegnil, da sem vstopil v to zgodbo, ki se ji reče krščanstvo, cerkev, cerkveno izročilo in tako naprej in pač temu na nek način posvetil celo svoje življenje. Zdaj, kakšna je vloga posredovanja, mediacije v tem? Zakaj mediacija? Tisti trenutek, ko človek začuti to pravzaprav to privlačnost krščanstva, stop v nek svet, ki je predvsem in to radikalno oseben. To je, skratka, gre za vstop v nek svet, kjer začuti, da je pravzaprav izvir sveta, izvir vsega bivajočega, da ni nujnost, da ni neka usoda, ampak je v bistvu svoboda in ljubezen, ki jo izkušamo sami kot osebe, in jo v neki oddaljeni analogiji samo lahko pravzaprav imenujemo kot osebno. Ampak to je pravzaprav tist prestop, ki bi naredil antični svet, če vzamete, zakaj je antični svet postal krščanski. Imel je pravzaprav vse, imel je visoko literaturo, imel je vse velike tragike, Sofokla, Aeschila, imel je mistiko, imel je Plotina. Zakaj je ta svet, grški svet recimo, zakaj je postal krščanski? Zato, ker je začutil ravno to, da pravzaprav v Kristusovem dogodku, v tej izkušnji, te osebe znotraj zgodovine, se kaže neka dimenzija najbolj temeljni ontološki ravni, ki odpira antični svet za nekaj čisto novega. In ta novost se je izrazila v teh besedilih cerkvenih očetov, cerkvenega izročila, ta osebna energija, sredi tega osebnega sveta se je pač dotaknila mene in sam sem se v bistvu pač nahajal v nekem svetu, ki je izgubil pravzaprav stik s tem izročilom. In se takrat počutil kot recimo nek človek je našel nek zaklad, za katerega nihče ne ve. To so bili časi recimo v Sloveniji konca socializma, pravzaprav neke velike duhovne puščave, ki je povzročil marksizem po eni strani, po drugi strani so te tokovi, ki so bili zelo kritični do marksizma, intelektualni, recimo, eksistentializem, Heideggerova filozofija, lakanovstvo, poststrukturalizem, bili kompletno ignorantski, niso vedeli pravzaprav nič o tem krščanskem izročilu. In mene tisto osnovni impuls ob branju teh besedil je bil, v teh tekstih se skriva na miselni ravni, na filozofski ravni, na duhovni ravni nek zaklad, ki ga je pravzaprav treba posredovati tem ljudem danes, se pravi mojim sodobnikom. No in dejansko zdaj vidim tudi, da ta situacija se ni spremenila. Knjiga je stara 20 let, ampak pravzaprav se miselno, intelektualno se še vedno soočamo z zelo podobnimi problemi. Kako v nekem sekulariziranem svetu, kjer so ljudje izgubili stik z izročilom, kako jim približati pravzaprav to modrost, kako jih upozoriti, da nekaj zamujajo. No in to je nekako smisel bil celega projekta. Zdaj, kako je prišlo do izbere besedil? Jaz bi rekel da lagal bi, če bi rekel, da sem prebral, vsa krščanska besedila in da sem se potem odločil, da sem zbral nekatere tekste. Ker krščanska besedila, že sam če pogledate patristiko, to so enormni volumni. Gre preprosto za moment kontingence srečanja. Kontingence srečanja z besedili, ki te posebej nagovorijo in ki jih želiš pravzaprav, ki želiš posredovati to lastno nagovorjenost komu drugemu, v zaupanju seveda, da se to dogaja sredi tega personaliziranega sveta, o katerem sem govoril na začetku, in da zato pravzaprav nobena kontingenca
srečanja ni golo naključje, ampak izraža nek globi smisel. Alla luce di questo che ha detto, alla luce di questo che ha detto c'è sulla situazione 20 anni dopo la pubblicazione di Ipos Redovania nel panorama culturale e intellettuale, diciamo, europeo, sia occidentale che orientale, è possibile una filosofia cristiana oggi? E come allora dialogare con la cultura contemporanea? Ja, pač krščanska filozofija, seveda, morda kdo med vami ve, to je seveda bila velika diskusija, recimo v francoski filozofiji prvih desetletjih prejšnjega stoletja in danes se pravzaprav na zanimiv način ista diskusija ponavlja. Heidegger je vmes rekel, da je krščanska filozofija tako kot leseno železo, da gre za protislovje. Pač ne moreš biti neutralen, zavezan čisti misli in hkrati zavezan neki recimo dogmi. Ampak krščanska filozofija, kot jo sam razumem, ni samo nekaj možnega, ampak je nekaj realnega, nekaj, kar se pravzaprav danes dogaja. Ne samo, recimo, za primer povem, francoska fenomenologija je v zadnjih desetletjih doživela pomemben zasuk v teološke teme in včasih pogosto tudi izrazito krščanske, recimo filozofija Jeana-Luca Mariona, filozofija poznega Michela Henrija, filozofija Jean-Louisa Chrétiena, pravzaprav na nek način že hermeneutika Paula Ricoeurja. V Angliji se je izoblikovalo pomembno gibanje z imenom Radical Orthodoxy, ki je zelo, predstavniki so John Milbank, Catherine Pickstock in tako naprej, ki poskušajo na zelo temeljen način na novo pravzaprav postaviti krščansko zgodbo kot alternativo sekularnemu diskurzu modernosti. In to z poznavanjem in z študijem sodobne filozofije, ampak z izrazito krščanskih pozicij. Krščanska filozofija potem živi recimo v Ameriki, imate društvo krščanskih filozofov, kjer ga je vključenih zelo mnogo filozofov. Obstaja seveda vedno živa tomistična tradicija, ki recimo jo raziskuje prijatelj Giovanni Grandi, močna, živa. Tako da, seveda, krščanska filozofija je danes nekaj realnega, in pri neki zadevi, ki obstaja, se težko sprašujemo o možnosti. Bolj seveda je tukaj problem, kako to misel, kakšna interakcija te misli z sekularnimi diskurzi. Jaz vidim, osnovni problem je tukaj, da vsi ti tokovi, njihovi predstavniki, da preučujejo sodobno sekularno mišljenje, da ga dobro poznajo, medtem ki na drugi strani, recimo, je tudi na zahodu vidno pogosto zelo površno poznavanje krščanske tradicije. Tukaj ta dialog gre nekako v eno smer, ni pravega interesa na drugi strani. In zdaj, kako to, mislim, se pojavljajo tudi recimo neki znaki, recimo prav v Italiji, recimo Giorgio Agamben, se mi zdi tak primer, v Sloveniji Slavo Žižek tudi, da se ljudje, ki imajo izrazito recimo pač nekrščanski ali pa agnostični horizont, da vidijo, da je pravzaprav poznavanje krščanske tradicije bistveno za kakšno bolj resno filozofsko premišljevanje in ukvarjanje s filozofijo danes. Ampak seveda mislim, da so te ideološke obremenitve, da so še dostikrat tako velike, da smo še vedno nekako na začetku dialoga in da je potrebno še dosti posredovan, da se bo tisti pravi dialog res vzpostavil. Allora rivolgo adesso una domanda anche su
questo stesso argomento a Giovanni Grandi, perché sulla questione della filosofia cristiana, proprio nel dibattito che Koziancic ha poc'anzi citato, è intervenuto anche Jacques Maritain. Allora ci chiediamo quale fosse il suo punto di vista e quali suggestioni rimangono ancora oggi stimolanti. Grazie, buonasera, intervengo molto volentieri perché ecco, ci siamo conosciuti molti anni fa con Gorazd Koziancic e il mio lavoro all'epoca era proprio iniziato su Tommaso d'Aquino e mi ricordo il sorriso di Gorazd quando ci siamo visti e mi ha chiesto ma su cosa lavori? Su Tommaso. Ho detto beh, ci risentiamo fra un po' di tempo. Poi questo tempo è passato e insieme abbiamo così lavorato di più su questo rapporto tra l'Oriente e l'Occidente, un po' anche nell'idealità, ecco, di appartenere forse a due mondi che poi non sono affatto distanti. Prima già richiamavi il dibattito degli anni 30. Ecco, nel 1931 la Società francese di filosofia ha lanciato insieme a Breillet, a Gilson, un dibattito su cosa fosse la filosofia cristiana. Lì c'era un dibattito sulla nozione stessa, che se potessimo dire che esiste un'idea coerente di filosofia cristiana. Poi è arrivato Heidegger, 1966, se non sbaglio, e questa definizione che già abbiamo richiamato prima, il ferro ligneo e il malinteso. Ecco, nel 1966 anche Maritain ritornava sulla questione della filosofia cristiana. In un testo che ha scritto dopo il Concilio Vaticano II, Le Paesans de la Garonne, e forse qui accennando anche proprio ad Heidegger, scriveva così, dice: quando si dice filosofia cristiana la gente capisce sempre male e sembra si voglia clericaleggiare, dice, una cosa secolare per natura e imporre un'etichetta confessionale. Forse il riferimento era proprio ad Heidegger, un po' dicendo che la sua critica all'ontoteologia forse andava fuori bersaglio, almeno per alcuni aspetti. Però al di là di quella che è stata la piccola polemica, direi anche garbata dell'epoca, la cosa che avevo notato è che Maritain non parlava più negli anni 60 di filosofia cristiana, ma usa un'altra espressione, filosofia nella fede, dicendo che è qualcosa di un po' diverso. L'impressione è che lui abbia spostato l'attenzione dal piano epistemologico, quindi un po' la discussione sulla nozione, al piano esistenziale, cioè a provare a capire che cosa significa l'esperienza cristiana per chi fa filosofia. E l'idea di Maritain era un po' questa, usa queste parole proprio. Diceva che la fede non si può mettere in cassaforte, neanche quando si fa filosofia. E tante volte, devo dire la verità, rileggendo sia Posredovania sia altre cose di Gorazd Koziancic, pensavo che potessero essere rivolte a te con queste espressioni, proprio perché riprendono il modo in cui fai filosofia, il modo in cui entri in una tradizione. Maritain diceva che queste cassaforti chiudono sempre male, perché ciascuno filosofeggia nella fede per quanta sia quella che ha. E concludeva dicendo: è meglio rendersene conto. Mi piace molto questo perché credo che qui ci sia l'indicazione più forse interessante di Maritain, perché non fa riferimento più alla fede come un patrimonio di dottrina, cioè come un patrimonio di conoscenze anche da trasmettere, ma fa riferimento ad una disposizione fondamentale che è quella della fides, della fiducia, e quindi rinvia ad un'esperienza, direi, viva, di relazione affidabile soprattutto. Una relazione che è rivolta a delle persone che possono vivere ed essere contemporanee, una relazione sincronica, ma anche diacronica, persone che possono essere vissute prima nel tempo. E sicuramente anche questo tema del riconoscere delle presenze vive di cui affidarsi, di cui avere fiducia, presenze la cui parola si è rivelata nel tempo affidabile. Questa è la prospettiva dell'ultimo Maritain. E potremmo dire che certamente anche per un cristiano la voce affidabile per eccellenza diventa la voce dello Spirito di Dio, avvertita interiormente, ed è un po' su queste note, credo, così si possa apprezzare molto il lavoro che ormai è di 20 anni fa, però è un lavoro intenso questo di Posredovania. Dialogare con qualcuno, con autori, però alla ricerca di un'altra voce che sta più in profondità.
Tornando ancora rapidamente a Maritain, l'idea potrebbe essere un po' questa, che ogni pensatore in realtà, se lavoriamo su questo tema della fiducia, si muove dentro una rete di relazioni, di amicizie, e in questa rete di relazioni quello che importa è l'ascolto dell'altro, ed un ascolto che sa mettersi nelle mani, ascolto nella fiducia. E credo che il termine appropriato per dire ascolto nella fiducia può essere proprio tradizione, mettersi nella scia di una grande tradizione. Avevo notato ancora qualche parola così di Maritain, però forse ecco, si può dire questo, che la vera domanda a quel punto per Maritain nel 66, dopo aver partecipato negli anni 30 a questa discussione teorica, è cambiata. Non era più la domanda se avesse senso dire filosofia cristiana in senso epistemologico, ma la domanda diventava per tutti qual è la compagnia con cui si pensa, qual è la compagnia con cui si fa filosofia, quella a cui ciascuno si affida per elaborare il proprio sguardo sulla realtà, il proprio sguardo sugli eventi, sulla storia, su quello che accade. E credo che un autore che ha così anticipato tutto questo, l'ha visto molto bene, è Pavel Florensky, per esempio. Ecco, quando ha intuito questa dinamica proprio di inserimento nella tradizione, aprendo la colonna del fondamento della verità, dice questo, una parola fortissima, dice: l'esperienza religiosa viva è l'unico metodo legittimo per conoscere i dogmi. E in questo senso è proprio l'intuizione che poi è diventata anche di Maritain, il fatto del poter comprendere una tradizione stando dentro quella tradizione. E questa compagnia per Maritain era una compagnia fatta di molte voci affidabili, erano tante già all'epoca i suoi contemporanei, però poi se andiamo a vedere nel passato sicuramente c'era Tommaso d'Aquino, letto non in maniera scolastica, letto in maniera personale, anche nel suo caso. Questo gli ha fruttato molte critiche, perché per alcuni era troppo tomista, per altri era troppo poco tomista. Insomma, non andava bene a nessuno Maritain, perché un po' cercava di dialogare proprio con il testo. Però mi piace anche ricordare che tra i riferimenti di Maritain, che poi alla fine, negli ultimi anni della sua vita, è diventato novizio verso i 90 anni dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucault, quindi un'esperienza mistica, ecco. Tra i punti di riferimento, dicevo, di Maritain, già dagli anni 30, nei Gradi del Sapere, c'è San Giovanni della Croce. E questo un po' mi riporta ancora alle note di Poseidone Bagna, perché già all'epoca Maritain segnalava in fin dei conti che l'apofatismo esprime qualcosa di molto importante e di irrinunciabile, sempre nell'ambito della filosofia della fede. E questa linea, ecco, l'ho ritrovata molto nelle cose che scrive Goran Staziancic, e credo esprima il senso maturo della filosofia cristiana anche di Maritain. Apofatico è infatti un termine molto presente anche nel testo della Sapienza trasmessa, e non è sicuramente un concetto facile da comprendere. Allora la domanda è: che cosa si intende con apofatismo nella tradizione sia orientale che occidentale? Apofatizem, apofatičen, naj čisto preprosto najprej besedo razložim. To prihaja od grškega glagola apofemi ali pa apofasko, ki pomeni od rečem, dobesedno, nekaj zanikam. Se pravi, recimo apofatična teologija so na Zahodu zato prevedli negativna teologija pogosto, ne? Se pravi, apofaza kot zanikanje. Ampak dobesedno je od reči nekaj. Nasprotje pa seveda je reči nekaj o nečem. Zdaj, zakaj gre pri tej stvari? Ne? Beseda sama, mislim, samo to apofatično misel, apofatično teologijo najdemo že v grški filozofski misli, v nekih zametkih in zelo, recimo, po nekem branju Platona že v njegovem Parmenidu, v prvi hipotezi dialoga Parmenid, izrazito bo to razvito pri novoplatonikih, pri Plotinu, do skrajnosti je že čisto artikulirana ta apofatična teologija. Kaj je osnovna ideja? Da je izvir bivajočega, recimo tisti, čemer kristijani pravimo Bog,
da je nekaj tako radikalno drugačnega od tega, kar mi izkušamo. Od vseh dimenzij čutnega, intelektualnega sveta, da je tako drugačno od biti, kot jo poznamo, da to drugačnost boljš izražajo zanikanja kot zatrjevanja. Se pravi, boljše je, da rečem, recimo, Bog ni bit, kot da rečem, Bog je absolutna bit. Zato, ker v prvem primeru lahko postavim v svoji glavi nek pojmovni malik. To, kar imam jaz za Boga, je pravzaprav nekaj, kar je v zadnji instanci neka človeška stvarnost. In s tem pravzaprav žrtvujem tisto, kar je najglobje za temeljno religiozno izkušnjo, in to je izkušnja tega, čemer je nemški fenomenolog religije Rudolf Otto rekel mysterium tremendum ne fascinans. Se pravi, skrivnost, ki nas navdaja s trepetom in nas obenem privlači. Ta osnovna religiozna izkušnja, ki lahko čisto fenomenološko sledimo v vseh religijah, je nekaj, kar se v temelju izraža z apofatizmom. In seveda, zdaj pomemben je ta pojem danes postavil tudi recimo v filozofski misli, zato ker neka dimenzija zahodne misli je se artikulirala v neko racionalistično teologijo. Se pravi, v nek poskus pravzaprav razumeti Boga za človeškimi pojmi, človeškim mišljenjem. Ne bo to mišljenje razumsko ali umsko, tako pri Hegelu, ampak skrati razvil se je nek občutek, da Boga na nek način lahko pojmovno posedujemo. Vrhunec je gotovo ta tendenca zahodne misli dosegla pri Hegelu. V Hegelovi znanosti logike, ker Hegel znanost logike razume kot mišljenje Boga pred stvarjenjem sveta. Se pravi, Hegel sam v svoji filozofiji artikulira to, kar naj bi Bog mislil pred stvarjenjem sveta. Tukaj lahko vidimo ta hibris, ta eksces te zahodne misli. In zdaj seveda ta apofatična tradicija v krščanstvu, ki je zelo močna, je pravzaprav neko veliko varovalo pred tem, da ne bi šlo krščansko mišljenje v to smer, ki je, ne bom rekel, da je nevarna, ampak se mi predvsem zdi, da je neresnična. V tem seveda se lahko povezuje tudi z recimo kritikami ontoteologije, kot jo je razvil Martin Heidegger, lahko se povezuje z dekonstrukcijskimi strategijami, ki je razvila poststrukturalistična misel, lahko se povezuje z psihoanalizo, vkolikor pač oropa te misli njihovega ideološkega substrata in pravzaprav jih razume kot orodje tega, da se zavaruje ta sveta, pravzaprav Božja skrivnost. C'è poi un altro punto che lei tratta in uno dei capitoli del volume, cioè è molto importante tornare alle fonti per sfatare alcuni miti storiografici. Se prendiamo ad esempio il caso di Erasmo da Rotterdam e la sua riflessione sull'umanesimo cristiano, e ci chiediamo oggi chi è l'uomo. Kdo sem jaz zdaj vedel, kaj je človek? V posredovanjih obstaja neko poglavje, ki ima naslov apofatična antropologija. In ne začnem s tem poglavjem, se bom potem vrnil na Erasma. Vprašanje, kaj je človek, je bilo za cerkvene očete tesno povezano z razmišljanjem o človekovi bogopodobnosti. O tem v bibličnem stavku, da je človek ustvarjen po Božji podobi in sličnosti.
Kaj to pomeni? Ne? V kakšnem smislu? Bog ni telesen, Bog, kako zdaj to razumeti, to podobo in sličnost? Gre za človeški Nekateri cerkveni očetje so mislili tako, a gre za človekovo svobodo, drugi so mislili tako, a gre za to, da je človek, da gospoduje in mu je v skrb zaupano stvarstvo, tretji očetje so mislili tako. Ampak na najgloblji točki patristične antropologije je pa Gregor iz Nise zapisal, da je človekova bogopodobnost v tem, da je pravzaprav nespoznaven, da je skrivnost, da je vsak od nas pravzaprav nedoumljiva skrivnost, da to je tista dimenzija osebe, kjer smo pravzaprav bogopodobni. Tako kot Bog, ravno zaradi apofatizma, tako kot smo prej govorili, ostaja neka temeljna, večna skrivnost, tako je ta element pravzaprav v nas, v človeku, tist, kar nas dela bogopodobne. To, da smo sami sebi večno oganka, da smo tako, kot je zapisal Avguštin, quaestio mihi factus sum, sam sebi sem postal vprašanje. To je tista temeljna dimenzija, kjer se kaže pravzaprav naša bogopodobnost. In zdaj, seveda, Erazer Rotterdamski je zanimiv, celotno ta humanistična tradicija je zanimiva zato, ker meni je bila odkritje, tako kot verjetno še komu, ker humanizem je prav v novoveški neki sekularni paradigmi veljal za neko brisanje, nek prelom z srednjim vekom, z to mračnim srednjim vekom, z odkritje človeka, odkritje antike, odkritje nekih novih horizontov. Ampak pri Erasmu se pa vidi to, kar odkrivajo tudi številni raziskovalci renesanse, da je v veliki meri sama renesansa pomenila novo odkritje cerkvenih očetov, tega prvotnega krščanskega izročila, da je ta renašimento, da je pravzaprav povezan z pojmom ponovnega rojstva v evangelskem smislu. In če začnemo brati Erasmove tekste, en od njih je preveden v tej knjigi, vidimo pravzaprav ta evangelski žar in to navdušenje za to, kar on imenuje prav filozofija kristjana. Con altri due autori invece citati ampiamente nel volume, Ireneo di Lione e Giovanni Crisostomo, ci interroghiamo sul mistero di Dio. E allora davvero Dio inconoscibile e incomprensibile per l'intelligenza umana? Giovanni. Questo non era nei patti, perché fare una domanda di questo tipo a uno studioso di Tommaso d'Aquino si dice un qualche basso. Allora ti rispondo con con un'osservazione rispetto a quello che dicevi prima, ritornando a dire chi è l'uomo, perché anche per Tommaso riusciamo forse a capire meglio chi è Dio se lo leggiamo nello specchio di quello che accade all'umanità. Capiamo un po' meglio anche le immagini che creiamo proprio e dove siamo distanti da quello che è l'esperienza, così che anche Tommaso immagina essere la chiave dell'esperienza divina. E proprio parlando dell'uomo come immagine e somiglianza, Tommaso ne fa il punto di riferimento per la sua antropologia e dice che la grande caratteristica di Dio è la creatività proprio. E questa creatività consiste in questo, nel riuscire a mettere al mondo cose nuove e quindi essere veramente protagonista di quello che accade, ma soprattutto di poter fare dei passi avanti, di potersi girare, guardare quello che di nuovo è accaduto e dire lo riconosco.
Ecco, Dio è colui che crea riconoscendo quello che ha fatto come una cosa buona. E questo Tommaso lo attinge ovviamente dal libro della Genesi, quindi dal grande ritmo della creazione. Dopo ogni atto creativo Dio guarda indietro e dice cosa molto buona. E questo lo capisce anche Tommaso dicendo che al contrario è quello che non accade a noi uomini, perché noi molto spesso mettiamo al mondo cose nuove, situazioni nuove, e siamo letteralmente, potremmo dire questo, madri delle cose che generiamo, ma non riusciamo a essere padri, perché voltandoci indietro facciamo fatica a riconoscerci in quello che abbiamo fatto. Non sempre diciamo è cosa buona. E l'esperienza umana parla di questa frattura, parla di questa esperienza di lacerazione. Ecco. E partendo da questa esperienza molto umana del fare qualche cosa, di non riconoscersi in quello che si è fatto, nel voler capire il senso, capire come le cose che sono accadute ritornano a far parte della vita, questa è la grande lotta dell'uomo. E allora se dobbiamo pensare qual è l'esperienza divina, dice Tommaso, quell'esperienza lì è un'esperienza di unità, di integrità che noi non conosciamo, però che desideriamo fortemente. Ed è la prima traccia antropologica che lui utilizza proprio all'inizio di una delle parti fondamentali della somma di teologia, per dire la distanza tra l'umano e il divino, ma per dire che attraverso le nostre ferite riusciamo a capire forse meglio qual è la divinità a cui siamo chiamati, a cui Dio stesso ci chiama. Però ancora una volta non è un vederlo direttamente, non è un definire Dio direttamente, è un accostarsi a un mistero, però passando attraverso le nostre ferite. Mi fa pensare ancora una volta al brano del Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto del 36 in poi, se non sbaglio, quando appare il risorto. E lì c'è una cosa molto particolare: il risorto non viene riconosciuto guardandolo in volto, ma Luca dice che guardarono, lo riconobbero guardando le mani e i piedi. Noi non riconosciamo nessuno guardando le mani e i piedi, ma quelle mani e quei piedi hanno una caratteristica, cioè riportano delle ferite che sono riconoscibili. E c'è ancora questo tratto molto evangelico del dire che Dio non sta nelle nostre attese, non sta nelle cose che ci aspettavamo di vedere. E forse questo lo rilancio anche a te che conosci bene questa parola. Sempre quell'episodio dei discepoli chiusi nel cenacolo, quando dicono che si spaventavano e pensavano che fosse un fantasma. La parola è pneuma, uno spirito. E forse questa ancora una volta era l'attesa del mondo greco. Si poteva parlare di Dio nel senso di spirito, ma l'Evangelista lì forse vuole dirci che, ecco, quando arriva il risorto non arriva neanche secondo le aspettative della cultura, del mondo greco in cui si è inseriti. Un testo molto particolare, quello di Luca, che ha questo effetto per spiazzare sempre e dire che non riusciamo mai a descriverlo il risorto. E quindi la domanda chi è Dio rimane per molti aspetti senza risposta, se non con la risposta dell'incontro con il risorto. Ja, se strinjam na to vprašanje odgovoril, mislim, na vprašanje je davvero Dio inconoscibile e incomprensibile per l'intelligenza umana z eno analogijo. Veliki astronom Howard je na vprašanje, a misli, da je vesolje spoznavno, odgovoril, da misli, da vesolje ni samo bolj čudno, kot si mislimo, ampak da je bolj čudno, kot si lahko mislimo. In seveda mislim, da to seveda v še brezmejno večji meri velja za Boga absolutno izvir vsega, kakorkoli tega imenujemo. Skratka, nevarno pri vzpostavitvi ponovnega para, spoznavno pa nespoznavno za človeško inteligenco, je ravno to, da to nespoznavnost premalo radikalno mislimo. Ne? Ker če smo dejansko, če rečemo, Bog je tako drugačen, da pravzaprav te njegove nespoznatnosti niti ne moramo misliti, ne, se s tem odpre ravno to, o čemer je govoril Giovanni, namreč ta recimo nora možnost Božje bližine, recimo, no, to, kar recimo pač kristjani živimo, ne, kristjani ne seveda, za kristjani
imamo to apofatično občutje, ampak istočasno pa vemo, da lahko živimo v nekem srečanju z Bogom, ne? Da v bistvu lahko to srečanje se zgodi prek sočloveka, da se dogaja prek svetega besedila, da se dogaja v Euharistiji. Kup je pač nekih kanalov, nekega realnega srečanja, ne, z nekega, rečemo, plugina, nekega vklopljanja v Božje življenje, ne, po katerem se lahko to radikalno nespoznatnost živi. Ne. In se pravzaprav ni ta nespoznatnost nekaj, kar bi izključevalo odnos, ampak je nasprotno nekaj, kar ga omogoča. Passando invece ad un altro argomento, in una società multiculturale come quella contemporanea, molto si parla di tolleranza. Noi possiamo dire che la tolleranza è mettersi in rapporto con la diversità dell'altro. Ja, seveda, mislim, toleranca je, mislim, da je vedno hujši problem. Prvo besedilo v knjigi govori o toleranciji in o tej naši odprtosti za Božjo skrivnost, pravzaprav kot nekem temeljnem predpogoju tolerance. Danes, 20 let potem, seveda je situacija v svetu še toliko hujša kot takrat, ko sem to pisal. Pravzaprav je ta tema postala bistveno bolj še žgoča, ne? Kako ljudje, pravzaprav, ki izpovedujejo vsi, recimo, vero v Boga, kako se lahko ubijajo med sabo zaradi te vere. Pravzaprav nekaj povsem nerazumljivega, ne? Nerazumljivega zato, ker seveda pogoj za tako ideologizacijo vere je ravno to, ta akt, da pravzaprav moj odnos do Boga ni odnos odprtosti za skrivnost, ki vključuje tudi druga sočloveka, ki ima drugo neko izkušnjo, kjer ga vem, da pravzaprav prihaja iz istega izvora kot jaz, ne? Ampak da se pravzaprav zaprem in da se imam za posestnika absolutne resnice in pravzaprav izbrišem vse ostale, za kjer mislim, da to niso, da tega nimajo. Zdaj seveda ta drugačnost drugega, ne, je ravno zato, zaradi tega, kar govorim, zaradi ker so te problemi postali tako žgoči danes, tudi problem tega, kako misliti meje tolerance, oziroma kako pravzaprav problematizirati, kje ima toleranca svoje meje. Ne. A je dejansko toleranca odprtost za zlo, ali pravzaprav prava toleranca vedno tudi netoleranca do netolerance. Ne. To so vprašanja, pravzaprav, na kjer sam nimam zelo jasnega odgovora. Mislim, so v bistvu neka tragična vprašanja, se mi zdi tudi za kristijana, za krščansko civilizacijo, ker pomenijo neko nujnost nasilne ubranitve civilizacije, nekega nasilnega obvarovanja našega načina življenja, ki želi biti toleranten. In mislim, da pravzaprav naša misel, tudi krščanska misel, nima nekih tukaj pravih odgovorov. Vsi odgovori so na nek način zasilni, so skrpani iz različnih verov in v osnovi niso prepričljivi. No. Mislim, da je tukaj neka tragika, ki jo želimo, ne, da bi pravzaprav res poznali dobro odgovore. Anche Jacques Maritain ha parlato di tolleranza e insieme ha parlato di verità. E oggi una riflessione come quella di Maritain cosa può offrirci al nostro pensiero contemporaneo? Sì, sono d'accordo con l'osservazione che faceva adesso Gorazd Kocijancic. Anche Maritain ha riflettuto su questo in un saggio, Tolleranza e verità, ma era del 1957.
Si trovano lì molte cose interessanti, ne avevo raccolte alcune che vi proporrò, però sono d'accordo che qui troviamo uno dei grandi nodi del nostro tempo proprio. Diciamo spesso anche nei rapporti tra persone oggi, ciascuno ha la propria verità. Dicendo ciascuno ha la propria verità, diciamo, io la penso in un modo, tu in un altro, non esiste un'oggettività delle cose e ciascuno tende, ecco, il dibattito per portarlo dalla propria parte. Questo crea una lacerazione. Qui c'è una consapevolezza molto antica che appartiene anche alla scrittura sicuramente, cioè il fatto che la diversità è sempre un luogo di lacerazione. È molto interessante per questo il racconto di Genesi 4, il racconto di Caino e Abele. La fraternità, la nascita di Abele e anche la nascita della diversità. Nascono insieme e hanno sempre questa doppia ambivalenza. È un brano molto intenso perché dice che nel momento in cui si presenta l'altro, che è il fratello, non l'estraneo, è il fratello, già lì occorre elaborare l'accoglienza per la diversità. E quando questa elaborazione non avviene, sappiamo cosa accade. Il rapporto, la relazione sfocia nella violenza. E lì il brano va veramente ripreso con grande attenzione perché c'è un passaggio in cui si dice che Caino parlò ad Abele. La vecchia traduzione italiana del 1974 dice Caino disse ad Abele andiamo in campagna, ma non è questo il testo della scrittura. La scrittura si ferma lì, dice Caino parlò ad Abele, punto. Quasi a dire che c'è un parlare a senso unico, non c'è un dialogo. Allora quando non si riesce ad elaborare l'accoglienza dell'alterità si finisce per parlare a senso unico e poco dopo questo parlare a senso unico si trasforma nella violenza, si trasforma nell'uccisione del fratello. È un racconto sapienziale fortissimo questo, dice un po' questa grande drammaticità. Ecco, Maritain aveva visto qualcosa del genere, credo, perché anche in questo saggio del 57 fa questa doppia riflessione. Dice da una parte è chiaro che i sistemi filosofici non dialogano fra loro, sono sistemi di idee, non sono le idee che dialogano fra loro. Quindi non ha neanche molto senso parlare di tolleranza tra sistemi filosofici. Però tra pensatori, tra persone che riflettono, qui vale un altro discorso. Lì deve esserci tolleranza, dice Maritain, ma addirittura deve esserci qualcosa di molto di più. Deve esserci un buon compagnonage, dice lui, una simpatia reciproca, proprio un volersi bene, un volersi bene. E qui, ecco, mi piace molto perché aveva questa espressione, me l'ero notata riflettendo su questi snodi, dice occorre avere la carità intellettuale, non soltanto la giustizia intellettuale, la carità intellettuale. Dice se non amiamo, sono parole di Maritain, se non amiamo il pensiero e l'intelligenza degli altri in quanto pensiero e intelligenza, come potremmo sforzarci di scoprire di quali verità questo pensiero e questa intelligenza sono portatori? E questa è una sua idea che è rimasta molto radicata, credo anche debitrice della sua esperienza, della sua lunga biografia di incontro con persone tanto diverse, che ha sempre saputo ascoltare in maniera molto, molto profonda, amare il pensiero dell'altro, ecco, riconoscergli la dignità della sua ricerca, la dignità del suo percorso, riconoscere che si sta confrontando con domande serie, anche se non sono le stesse domande, anche se le risposte che stiamo abbozzando gli uni agli altri ci portano in luoghi molto diversi. Se manchiamo questo aspetto appunto, della carità intellettuale, tutto il resto non tira. E forse è vero che oggi in tanti dibattiti, anche tu facevi riferimento prima all'inserimento nella società contemporanea, ecco, manca questo dato della carità intellettuale. I nostri dibattiti oggi somigliano molto di più a un incontro di box, in cui lo scopo è quello di mandare l'altro fuori dal circuito, ecco, fuori dal ring. Invece per gli antichi e per Maritain sicuramente in questa direzione l'idea è completamente diversa, si lavora per stare insieme lì dentro e per aumentare le ragioni per starci insieme, non per che qualcuno possa uscire e perché possiamo dichiararci vincitori. Quel saggio non a caso mette insieme la parola tolleranza e verità. E forse anche per così rilanciare ancora una volta su Proserodovani, un po' sulle tue note, forzando un po', ecco, il senso della parola, ma in fin dei conti nel pensiero classico la verità, il vero, era uno dei trascendentali.
insieme ad altri aspetti che erano l'uno, il bene e il bello soprattutto. E forse potremmo dire che il fatto di raggiungere o così di cogliere lo svelamento della verità, quando è autentico, ha sempre con sé il sintomo dell'unità, unisce le persone, non le divide, segna percorsi di riconciliazione e non di divisione. Potremmo dire che ha il senso anche del bene, ma di un bene che si spande per tutti, non solo per alcuni, e forse più di tutto ancora ha il senso della bellezza, cioè del riscoprire che davanti a alcune cose che affascinano il tema della contemplazione possono venire meno le parole. Si può stare insieme senza parole davanti a qualcosa che ci supera e che ci avvolge per insieme. La via della bellezza, tu hai scritto cose molto coinvolgenti sul tema della bellezza, ne abbiamo parlato più volte anche dopo Cosa Dovaglia, quindi questa è una linea, non so se anche su questo magari qualcosa in più puoi dirci anche questa sera. Infatti l'argomento della prossima domanda è proprio il bello. Un capitolo della Sapienza Trasmessa si intitola Il bello come messaggero, nella traduzione italiana che abbiamo dato. Qual è secondo lei il ruolo e il senso dell'estetica oggi? Può essere il bello un luogo di comunione? No. Dostojevski je, kot veste, nekoč zapisal, da bo lepota rešila svet. In s tem se seveda strinjam, ampak obstaja toliko različnih lepot. Tukaj je problem. Mislim, obstajajo danes recimo lepote, kaj se vem, ki jo izkorišča marketing, v bistvu neka lepota, ki je pravzaprav zapeljevanje, sedukcija, želje, ki je pravzaprav uklepanje človeka v neke vezi, v bistvu ropanje njegove svobode. In to gotovo ni ta lepota, ki rešuje svet, ampak pravzaprav neka dimenzija realnosti, ki človeka pogublja. Tako da ti so temeljno vprašanje, kakšna je ta lepota, ki pravzaprav res rešuje svet. In tukaj ima krščanstvo pravzaprav nek nor odgovor, mislim, krščansko izročilo, ker ga je danes težko razumeti, ampak krščanstvo govori o lepoti križa. Kaj to pomeni? Mislim, da najbolj odvratno, močilno urodje, da pravzaprav postane neka epifanija lepote. Skrivnost je seveda v tem, da križ ni nekaj, to, kar danes pogosto vidim, tudi sami kristijani razumejo, križ ni, da se vrnem čisto na začetek, ni nek dogodek v svetu nujnosti, usode. Kristus ne trpi, Kristus ne pretrpeva neke usode. On ni Bogi Kristus v tem smislu, ki se mu dogaja dobremu človeku nekaj slabega. Ampak pravzaprav gre skozi samo dramo pasiona v nekem aktu absolutne svobode. Imam moč, imam eksusijan eho, da dam svoje življenje in imam to moč, da svoje življenje prejmem. Celotna drama pasiona je z krščanskega stališča pravzaprav neki misterij absolutne božje suverenosti, v kateri se kaže kot to, kar je. In ta epifanija pravzaprav, tega, kaj ta skrivnost, ki je čisto drugačna od vseh naših predstav je, se zgodi v križu, v bistvu v kenozi, v sebe izpraznitvi. In ta sebe izpraznitev, to je tisti paradoks, ni neki bolečbe, ampak je izraz absolutne radosti in sreče. Je nekaj, kar kliče k sebi, kar privlači. In Dionizijev Areopagit samo lepoto, grško kalon, povezuje z glagolom kalein, klicati. Ta lepota pravzaprav kot sled, kot epifanija absolutnega, kot teofanija
je nekaj, kar nas kliče k sebi in nas privlači. In ta lepota bo gotovo rešila svet, ne? Seveda je pa pač veliko vprašanje, koliko je v teh lepotah, v narekovajih, ne, sodobnega sveta še ohranjajo te lepote. Tudi v umetnosti, tudi v umetniškem ustvarjanju, ne, to je pa drugo vprašanje, zelo kompleksno. E legata alla questione della bellezza, in uno degli ultimi capitoli lei tratta della questione dell'amore. Possiamo dire oggi, possiamo dire in generale che l'amore è un'espressione della bellezza? Ja, jaz bi ravno v luči tega, kar sem ravno kar povedal, to obrnil, ne? Mislim, da je lepota izraz agape, ne? Lepota sama je izraz te sebe darujoče ljubezni, ne? V svojem najglobjem temelju je to pravzaprav tista duhovna lepota, ki dela lepo vse drugo. Bi pa še Giovanni povedal besedi. Sì, riprenderei ancora quel tema che ci riportava al brano della creazione, perché è vero che nelle nostre traduzioni diciamo che Dio vide che cosa buona, ma in realtà il senso, alcune traduzioni dicono vide che era cosa bella. Allora, ancora una volta, la bellezza, se parla effettivamente dell'amore, parla dell'unità, parla di questo, parla del riconoscimento. Il fatto di riuscire a capire che nella diversità non c'è un'estranità. E questa è una cosa che mi affascina sempre molto nel meditare proprio sul tema della creazione, questa idea che l'alterità che può essere una cosa estranea, che può essere una cosa che non ci riguarda, che avvertiamo tanto lontana, allo stesso tempo però può diventare la cosa più intima, la cosa più vicina. E in questo credo sia una grandissima espressione proprio dell'amore. Tu prima dicevi il tema della croce, ci sono alcuni padri che commentano proprio questo tema dicendo che in fin dei conti quello che ha fatto Cristo è stato non accettare di lasciarsi separare dai fratelli. Nel momento in cui ne aveva la possibilità, l'antichità colpiva molto l'antichità questa idea del Cristo che potesse scendere dalla croce, anche per questo la scrittura riporta questa provocazione. Ma il fatto di poterlo così teoricamente fare, ma di non farlo, è stato spesso letto proprio con l'idea di rimanere accanto, ecco, e di quasi di stendere queste braccia per unire ancora una volta e non separare. Ecco, se io dovessi dire sì, le cose che mi colpiscono di più e in cui vedo maggiormente la bellezza sono proprio le cose che rappresentano il mistero dell'unità e della diversità, di questa assenza di frattura, questa ricomposizione. Ed è vero che la ricomposizione però dell'amore passa sempre attraverso una grande fatica. Anche questo è un'altra parola, penso alla lettera agli Ebrei, quando si dice che Cristo, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. È strano per noi immaginare che Dio debba imparare qualche cosa, ma impara proprio a rimanere unito al Padre e ai fratelli attraverso ancora la fatica, le sofferenze, che cambiano completamente volto, non sono più una cosa da rifiutare, no? Come quei segni delle mani e dei piedi dell'esorto, ma sono proprio quello che racconta la possibilità di un'unità dove non pensavamo che fosse più realizzabile. Questa è una cosa bellissima, straordinaria se ci pensiamo, e non a caso una delle cose che noi da soli non riusciamo a fare, ecco, che riceviamo come dono, e questo credo sia la via veramente della bellezza. Poi è vero che l'espressione di Dostoevskij in realtà era una domanda, no? Quale bellezza salverà il mondo? E questo credo dovremmo sempre tenere anche questo punto interrogativo, proprio per non accontentarci mai di dire la bellezza in modo semplice. L'ho detto molto bene prima, tante sono le forme della bellezza, ma la bellezza che unisce, non quella che separa, non quella che si fa idolatrare,
non quella bellezza lì, quella è fascino, ma non è autentica bellezza probabilmente. Bene, allora i patti chiudevano con quest'ultima domanda, però abbiamo ancora un po' di tempo per domande da parte del pubblico. Se qualcuno ha, visto che io non posso fare un'ultima domanda, vi prego di non essere timidi e approfittare per continuare questo dialogo ancora per qualche minuto. Sì, certo, si tratta di venire qui, però insomma non è grave. Ecco. Beh, mentre voi pensate, allora io faccio questa domanda e riflettevo sul titolo che abbiamo scelto di dare all'incontro di questa sera, no? Il valore della tradizione e il ruolo della mediazione. Allora pensavo al fatto che la tradizione è anche in una relazione con il tempo, perché è vero che restare nella tradizione ha un valore, però è anche vero che siamo in un contesto di cambiamenti e di sviluppo. Non è detto che un cambiamento porti sempre a uno sviluppo, però, direbbe Lonergan, però è possibile. Come quindi restare nella tradizione, come essere cristiani all'altezza dei tempi? Ja, zdaj, kako ohraniti stik s tradicijo, kako vstopiti v krščansko tradicijo na ta način, da smo na višini časa. Mislim, da je pač odgovor tukaj predvsem že spet, da skončam s tem, kar sem začel, ne, da je zelo oseben, zelo različen, da krščanska tradicija kot taka, in to je zelo bistveno, to dejansko ljudje več danes ne vedo in eden od smislov takih posredovanj, kot se jih pač gremo nekateri, je ta, da damo ljudem današnjega časa vedeti, da je krščanska tradicija sestavljena iz mnogih tokov, iz različnih duhovnosti, iz različnih filozofij. In ni vsaka filozofija seveda za vsak temperament, ni vsaka duhovnost za vsaka človeka. Zato ta vstop v samo krščanstvo, pravzaprav ta naša rast, mora si vzeti tudi sama čas, mora najti pravzaprav tisti element v krščanskem izročilu, ki ustreza in za katerega ima občutek, da človeka vod naprej. Samo na ta način, pravzaprav s tem prepletom tega, kar nam je dano v tem smislu, da nam je blizu, da nas privlači in pa teh elementov izročila, ki temu ustrezajo, lahko te zakladi izročila res zaživijo nas. Je pa prav spoštovanje še pove svoje. Sì, direi proprio che risponderei come te, perché l'esperienza che posso riportare è un po' questa. Tu lo sai, lavoro molto su Tommaso e quello che mi colpisce è che Tommaso non aveva strumenti per una conoscenza approfondita della scrittura, per quanto lavorasse moltissimo sulla scrittura, ma sicuramente non c'erano all'epoca le conoscenze esegetiche che abbiamo noi oggi, la capacità di contestualizzare, la conoscenza anche delle fonti originali. Però quello che mi colpisce è che lui, come tanti altri autori, che hanno utilizzato anche sistemi di pensiero diversi per strutturarsi, per avvicinarsi alla realtà, alla fine sono riusciti sempre a raggiungere lo stesso nucleo delle percezioni spirituali. Per quanto le formulassero in maniera diversa,
però sono sempre molto in consonanza con quello che dice la scrittura, con quello che hanno detto altri autori, anche se non si conoscevano. E credo che in senso diacronico questa è la vera esperienza della tradizione, cioè l'esperienza che hanno fatto anche i primi cristiani. Penso a Paolo, per esempio. Le prime comunità cristiane non avevano tanti supporti, tante cose scritte ovviamente nei primi tempi, però si riconoscevano tra loro perché facevano la stessa esperienza dell'incontro interiore con il risorto. E si riconoscevano per quello, non perché si tramandassero delle cose, ma perché nel condividere quel tipo di esperienza riuscivano a dire: quello che ho incontrato è proprio lui, è lo stesso. E questa esperienza qui si vede anche nella storia del pensiero cristiano, in tutte le sue diramazioni, dove l'autentico pensiero cristiano ha sempre quest'eco profonda del colloquio interiore con il risorto, espresso nei modi più diversi, chi con Aristotele, chi attraverso Platone, chi più seguendo Plotino, chi anche nella contemporaneità, appunto ritrovando altre linee, anche autori contemporanei. Però il nucleo è quello, e quasi dire che la questione della tradizione è una questione di sorgente. Cioè, quando chi pensa fa l'esperienza viva della sorgente, allora poi le categorie seguiranno quell'ispirazione, non sarà l'inverso. Capiamo che non è filosofia cristiana quando sono le categorie a dominare, non l'esperienza interiore. Questo si riesce a cogliere anche nella scrittura dei diversi autori. Ecco perché i grandi classici, i grandi autori appunto sparsi nella tradizione li riconosciamo per questo, perché magari non avendo degli strumenti però hanno detto le stesse cose. Questo è un grande miracolo, proprio riuscire a raggiungere la stessa intuizione senza tramandarsela direttamente, perché chi tramanda veramente è lo stesso che parla all'interno di ciascuno, quello è il custode della tradizione. E questo mi capitava già di osservarlo recentemente in un altro contesto. Mi colpisce molto la prima lettera di Pietro, perché nella prima lettera di Pietro c'è questa idea delle comunità e delle persone straniere disperse che sono però custodite dalla fede, non sono i custodi della fede, non sono loro a dover conservare qualche cosa, a conservare la fede, a dover lottare per difenderla, ma è la fede che difende loro. E questa inversione molto particolare, tipica di quel periodo, e forse ha da dire qualcosa anche noi oggi, credo che sia una traccia della tradizione più autentica. Ma se posso fare anche io una domanda, no? Tornando sull'aspetto dell'apofatismo, no? Mi è venuto in mente un libro che ho letto qualche anno fa di un grande direttore d'orchestra, Barenboim, che diceva che ci sono diversi, adesso io non sono musicista quindi magari dico cose non corrette, che diceva che diversi pezzi musicali hanno come prima battuta il silenzio, cioè, ma anche fisicamente la prima battuta è vuota, non c'è la pausa, e da lì nasce poi, no? Ma senza quella pausa si perderebbe il ritmo anche musicale. E in questo senso dicevo, appunto, non può essere che l'apofatismo è il silenzio che precede la parola, no? In fondo la creazione, Genesi, no? Citata più volte stasera, c'è questo silenzio che però non è un silenzio vuoto, no? Quindi in questo senso forse l'apofatismo è tentare attraverso la parola, anche perché la meditazione è la parola, ma arrivare a questo silenzio che non è un vuoto ma che è all'origine. Non so se... Ja, se seveda absolutno strinjam, sem na to bi še opozoril, da hebrejska eksegeza, kabalistična eksegeza je bila pozorna na to, da se geneza in s tem poročilo o stvarjenju začne za črko B, kaj pomeni B? B rešit v začetku. Prva črka hebrejske besede je pa alef, ki se ga ne izgovarja. To je glas v bistvu molka. In to je glas, ki je v bistvu onstran Biblije. To je Božja skrivnost pravzaprav, ki je onstran črke, ki je pred črko. Ne? Samo razodetje se začne s črko B. Ne? Bene, allora se non ci sono veramente delle domande dal pubblico, faccio un ultimo tentativo. No? Bene.
Allora vi ringrazio e ringrazio anche ovviamente Gorazd Kocijancic, Giovanni Grandi e Sua Eccellenza Monsignor Redelli per aver partecipato a questo dialogo, a questa serata. Ringrazio tutti i presenti e niente, auguro una buona serata e speriamo di rivederci ad un altro incontro per un altro fecondo dialogo filosofico e teologico, come spero sia stato per voi tutti questo incontro presso il Centro Bartosz. Grazie mille, buonasera. Veš, Marjan, Stane taka kamerca. máme 400 euro. Še manj, mislim. Ja, high definition zdaj. Imajte digitalne stvari. Tako, ne?